A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli, ricoveri dimezzati nelle terapie intensive, contagi in continuo calo, come l'RT che arriva a 0,62. La bozza di monitoraggio sull'andamento della pandemia conferma che il Friuli Venezia Giulia sarà in zona bianca a partire dalla prossima settimana. Numeri confermati anche dalla Fondazione Gimbe che fa il punto pur sulla campagna vaccinale. Per molte fasce d'età la nostra regione è ampiamente sotto la media nazionale. Occupazione delle terapie intensive Covid praticamente dimezzata, nuovi contagi in costante discesa ed indice RT in calo da 0,66 a 0,62. I numeri riportati nella bozza del report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute confermano che da lunedì prossimo il Friuli Venezia Giulia sarà in zona bianca, come rimarcato in mattinata dal presidente della regione Massimiliano Fedriga. I casi riportati alla Protezione Civile negli ultimi 14 giorni calano del 37,4% con un trend stabile rispetto alla settimana scorsa. I tamponi positivi sul totale dei test effettuati sono scesi da 2,7 all'1,7%. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, in una settimana l'occupazione dei posti letto Covid è scesa nelle terapie intensive dal 9 al 5% e nelle aree mediche dal 5 al 4%. I focolai attivi sono passati da 349 a 210, mentre quelli nuovi da 76 a 40. Anche il monitoraggio della Fondazione Gimbe conferma il quadro in miglioramento non solo in Friuli Venezia Giulia ma in tutta Italia, con la riduzione dei nuovi casi del 29,5% e dei decessi del 17,4%. Anche a livello nazionale crollano i ricoveri da Covid negli ospedali grazie alle elevate coperture vaccinali degli over 70. L'incidenza è calata del 25% in 2 settimane. In Friuli Venezia Giulia è di 18 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni. La più bassa si registra in Molise con 11 casi. Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, Gimbe evidenzia come in Friuli Venezia Giulia abbia completato il ciclo il 18% della popolazione, mentre il 20,3% si è visto somministrare solo la prima dose. Per quanto riguarda gli over 80, complessivamente si supera il 90%. L'84% ha ricevuto entrambe le dosi, il 7% solo la prima. Per le altre fasce d'età, la nostra regione continua a restare ampiamente sotto la media nazionale. Ed è attesa per domani l'ufficializzazione del passaggio della nostra regione in zona bianca. Intanto, in virtù dell'intesa trovata tra governo e regioni, ci sono delle interessanti novità che riguarderanno il Friuli Venezia Giulia a partire da lunedì. Sparisce il coprifuoco e poi riprendono in anticipo alcune attività. È questione di ore per il passaggio del Friuli Venezia Giulia in zona bianca, dove sparisce il coprifuoco e vengono anticipate le riaperture di alcune attività per le quali era stato definito un cronoprogramma diverso. Il tutto nel rispetto delle misure preventive in vigore, a partire dall'utilizzo della mascherina e dal distanziamento. È quanto prevede la proposta delle regioni condivisa con il governo, che già dalla prossima settimana potrebbe far cambiare la musica in Friuli Venezia Giulia. In zona bianca si potrà far tutto, ma con dei limiti definiti da regole uniformi a livello nazionale, commenta il presidente Massimiliano Fedriga. Zona bianca rafforzata dunque, ma con la ripresa da subito di tutte le attività economiche, con l'unica incognita delle discoteche. Fedriga ha spiegato che da decreto vigente con la zona bianca vengono meno tutte le limitazioni con le quali abbiamo convissuto nell'ultimo periodo, precisando subito come non vi siano dubbi in merito al fatto che in caso di recrudescenza della pandemia e di cambi di colore si ritorni a misure più restrittive. Il governatore ha sottolineato come grazie alla conferenza delle regioni siano stati modificati i parametri per la valutazione delle aree di rischio, che non guardano più all'RT ma all'incidenza dei contagi e all'occupazione dei posti letto Covid negli ospedali. In Friuli Venezia Giulia dalla prossima settimana si potranno riaprire i parchi tematici, potranno ripartire gli spettacoli anche viaggianti, le fiere e le manifestazioni. Si potrà nuotare nelle piscine al chiuso, partecipare a matrimoni e ad altre cerimonie ed entrare in sale gioco e scommesse. Sul fronte delle vaccinazioni, Fedriga, intervenuto questa mattina a Radio Anch'io, ha fatto sapere che non è da escludere che si possa anticipare, rispetto alla data del 10 giugno, la possibilità di aprire le prenotazioni a tutti. In attesa ci sono in particolare i trentenni e tutte le regioni, ha detto il governatore, di fatto stanno correndo.
In un'intervista al Corriere della Sera, Fedriga ha parlato anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sottolineando ancora una volta come sia fondamentale coinvolgere le regioni. Stiamo impostando la modalità di collaborazione con il governo, ha affermato. Alla domanda se la pandemia abbia messo in qualche modo in discussione le autonomie, Fedriga ha risposto: penso che questa sia una visione lontana dalla realtà. Le regioni, al contrario, in questa prova difficilissima, hanno dato una risposta importante. La cronaca, pretendono l'iPhone che ha in mano, così due sedicenni stranieri hanno picchiato e rapinato un diciottenne che stava passeggiando in Borgo Stazione a Udine. L'aggressione a suon di calci e pugni si è consumata alle 18 di sabato a pochi metri dalla stazione delle Corriere di Udine. A fermare la violenza sono stati due agenti della Polizia di Stato che, udite le urla, si sono precipitati sul posto mettendo in fuga i due ragazzi, poi bloccati vicino al sottopassaggio ferroviario. Il telefonino che era stato sottratto alla vittima è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre i due minorenni sono stati arrestati per rapina in concorso. Uno dei due era già noto alle forze dell'ordine per fatti analoghi. Ieri, dopo la convalida degli arresti, il GIP ha disposto per entrambi la misura cautelare del collocamento in comunità. Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche della donna di 56 anni di Castiglions di Strada che non dà notizie di sé dall'altro ieri dopo essersi allontanata dal centro di salute mentale di Latisana. I vigili del fuoco hanno presidiato l'area per tutta la notte con una unità di comando locale allestita come base operativa vicino al CSM. Anche oggi saranno battute la zona urbana e quella extraurbana, compresi i corsi d'acqua e le aree di campagna, con il supporto delle unità cinofile, del nucleo speleo alpino fluviale, degli elicotteri dei vigili del fuoco e della protezione civile. Un uomo di 83 anni è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne di San Daniele del Friuli, vicino alla zona industriale in prossimità di via Kennedy. A dare l'allarme sono stati i familiari che non lo hanno visto rientrare a casa. È stato sufficiente raggiungere il luogo dove era abituato a recarsi per passeggiare, per fare la triste scoperta. L'uomo è stato colto da un malore fatale che non gli ha consentito di chiedere aiuto sul posto, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri della stazione di Campoformido. Ed una donna residente nel Medio Friuli ieri è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri di Campoformido per fuga e omissione di soccorso. Nella prima serata di martedì, percorrendo via Castelliere a Mereto di Tomba alla guida della propria auto, ha causato un incidente stradale per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. La donna, che guidava l'altra auto, una trentenne di Morsano al Tagliamento, ha riportato lesioni non gravi medicate al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Incontro e confronto in mattinata 13° tra CGIL, CISL e UIL e la Regione sul tema della ripartenza del mondo del lavoro, con un occhio di riguardo al tema della sicurezza e degli infortuni. Ancora molto c'è da fare secondo i sindacati, soprattutto per quanto riguarda il confronto con istituzioni e datori di lavoro. Situazione infortuni sul lavoro, come si pone? Lei avrà fatto un'analisi del territorio nazionale, Friuli, Venezia Giulia, rispetto a tutto il resto d'Italia. Sì, Friuli è nelle medie nazionali, avendo poi tante attività manufatturiere, naturalmente sono quelle attività un po' più a rischio. Quindi il problema è locale, il problema è nazionale, molte cose dipendono dalle iniziative che si possono prendere sul territorio come quella di oggi, molto dipendono da un cambio delle normative, più aiuti all'attività di prevenzione, più aiuti alle imprese che vogliono investire in tecnologia sicura, più formazione per i lavoratori, più formazione per i rappresentanti per la sicurezza. Noi abbiamo fatto dei protocolli a livello regionale, abbiamo fatto anche i protocolli adesso da Covid che ovviamente trattano i temi della sicurezza, che è un tema purtroppo sempre molto attuale, e abbiamo visto anche adesso che con la ripresa, diciamo così, un po' della produzione, ovviamente sono ritornati a aumentare gli infortuni. Noi siamo arciconvinti che in questo momento ci sia un bisogno disperato di formazione professionale, anche perché avremo un gruppo di lavoratori che risulterà in esubero anche a seguito della crisi pandemica,
ed altri settori che potrebbero assorbire questi lavoratori tranquillamente, però hanno bisogno di essere formati. La posizione nostra, come quella dei colleghi di CGIL e UIL, è che la sicurezza è una cosa che non si può rilanciare soltanto dopo un evento luttuoso. È una partita che va giocata 365 giorni all'anno, soprattutto sulla formazione, sull'informazione, sull'addestramento, perché è un dato inaccettabile che ancora oggi 3 persone alla mattina vanno a lavorare e non tornano a casa. All'incontro hanno partecipato anche il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolén, i quali hanno ricordato come la cultura della sicurezza sul lavoro sia un bene fondamentale, come sia importante anche il continuo dialogo con le sigle sindacali. Bisogna continuare a lavorare nella direzione che abbiamo preso nel corso di questi mesi. Io penso che il dialogo col sindacato sia una cosa importante, le istituzioni devono parlarsi. Penso che noi dobbiamo recuperare molto nelle attività di promozione della salute, nelle attività delle prevenzioni che sono state messe alla fine della catena, quando devono essere all'inizio della catena. Probabilmente questa è anche la ragione per la quale vediamo adesioni alla vaccinazione molto più basse rispetto ad altre regioni italiane, e questo purtroppo lo riscontriamo anche all'interno del sistema sanitario, e questo è un dato che preoccupa, e quindi è chiaro che bisogna ricominciare a investire dove per troppi anni non si è investito. Noi dal 2018 abbiamo iniziato a confrontarci con tutte le parti sociali e datoriali, i soggetti preposti alle verifiche e ai controlli, INPS, negli ispettorati provinciali del lavoro. Abbiamo modificato in tal senso la legge 18 sul lavoro, abbiamo modificato la legge sull'istruzione e dopo la firma del protocollo del 2019 abbiamo dato attuazione a tutti quelli che erano gli accordi in esso inseriti, compreso l'inserimento dei percorsi formativi già a partire dalle scuole. Spilimbergo in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'ex sindaco Renzo Francesconi, morto ieri all'ospedale di Pordenone a 55 anni. Se n'è andato in modo inaspettato, lasciando un grandissimo dolore nella comunità che ha sempre amato. Spilimbergo. Renzo Francesconi, 55 anni, sindaco della città del Mosaico per 10 anni, dal 2008 al 2018, è morto ieri all'ospedale di Pordenone in seguito a precarie condizioni di salute aggravatesi improvvisamente. La sua città è attonita perché fino a pochi giorni fa aveva partecipato alle attività del paese, rappresentato Spilimbergo anche alla recente inaugurazione della Biennale d'Arte a Venezia. Uomo pubblico da molti anni, prima assessore in provincia, poi sindaco, ha militato in Alleanza Nazionale, Forza Italia e da ultimo nella Lega, ed è stato anche presidente del CRAF. Per sua stessa volontà però la sua scomparsa voleva fosse riservata, e per questo, pur nel dolore, i tanti amici lo ricordano in silenzio, a partire dall'attuale sindaco Enrico Sarcinelli e dall'europarlamentare Marco Dreosto, che con lui hanno condiviso l'esperienza in giunta a Spilimbergo. Anche le esequie saranno celebrate in forma strettamente privata. Francesconi lascia la moglie e una figlia adolescente, alle quali tutta la comunità si stringe con affetto. Vedere le frecce tricolori è sempre una gioia, ma oggi questo volo è anche un segnale di speranza. La pattuglia acrobatica nazionale ci conferma che il Friuli Venezia Giulia è pronto a ripartire. Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, ha vissuto con queste sensazioni il volo di addestramento acrobatico di oggi all'aeroporto di Rivolto. Tutti si augurano, ha detto ancora Zanin, a margine dell'evento, che il progressivo allentarsi dell'emergenza sanitaria consenta alle frecce di tronare presto ad esibirsi nei cieli di tutta Europa e anche nella nostra regione, dove le gesta dei piloti sono seguite con particolare attenzione e affetto. Ci fermiamo qui, tra poco appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Arrivederci.